molto ancora da vivere. C'è chi si arricchisce troppo e chi si va troppo in povertà. Comunque la festa è stata bella e questa festa la dobbiamo mantenere, ma per mantenerla dobbiamo avere la democrazia della libertà di poter parlare, chiacchierare con chi vogliamo senza essere... di andare dove vogliamo, ma non di fare quello che ci pare. Noi non possiamo fare dei decretini o dei decretoni, hai capito? Perché c'è chi li può fare, ma questa gente devono smettere, capito me? Perché dobbiamo essere tutti uguali. Io sono stato condannato a 20 anni di galera, capito? Per aver rubato una cassa di mele marcia. Il mio amico che ha rubato 7 miliardi, cosa ha fatto? La sua condanna me l'hanno girata a me. Questa è la realtà. Era una mascherata che dovevamo fare qua, non l'abbiamo potuta fare per questione della neve di domenica, altrimenti veniva fatto questo processo ed era la verità di quello che sta succedendo. Comunque, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, togliamo questa salazza, la mettiamo sottoterra e che li rimanga per beneficenza del terreno e che dia prosperità a tutti.